guardare la Terra è il modo più bello di passare il tempo sulla stazione, perché abbiamo una finestra fantastica dove vediamo il mondo scorrere da 400 km ed è uno spettacolo di cui non ci si stanca mai. Però abbiamo anche libri, abbiamo musica, possiamo suonare degli strumenti o guardare anche dei film. Over. Ciao Andrea, io spero di non star male, ma se per caso dovessi sentirmi male, tutti noi siamo addestrati a dare il primo soccorso, quindi anch'io sono una specie di mezzo dottore qui sulla stazione. E per le cose gravi siamo in contatto con i dottori a terra che ci possono guidare via radio. Over. Dico, tante. Sono come le vedi dalla Terra perché vediamo le stesse costellazioni, io sono solo a 400 km. L'unica differenza importante è che le stelle qui sono colorate, perché non c'è l'atmosfera, quindi vediamo le stelle con il loro vero colore, gialle, rosse, blu, verdi. Over. La prima cosa che ho pensato era che mi sentivo veramente a casa mia, perché ho passato così tanto tempo nei simulatori che conoscevo già ogni angolo della stazione. Over. Per adesso io personalmente non ho fatto nessuna scoperta, tranne quella che il mondo è senza confini e che ce li siamo inventati noi, è una scoperta tutta interiore, quindi i confini non esistono sulla Terra, perché da qui le valli o le montagne non si vedono i fiumi, non sono i fiumi, quindi questo è il pensiero più grosso che ho scoperto. Over. Ciao Andrea, mi sembra di capire che la tua è bellissima, è come un gioiello sospeso nel nero. Over. Sì, utilizziamo un orologio e poi abbiamo un computer di bordo che ci dà l'orario satellitare, quindi è estremamente preciso. Over.